Sì, nel fine settimana è arrivata una perturbazione da nord-ovest dopo alcuni giorni all'insegna dell'anticiclone subtropicale africano. Quindi ci sono stati forti contrasti tra le masse di aria calda preesistenti e l'aria più fredda in arrivo. Diversi nubifragi, violente raffiche di vento, piogge e grandine. Si è presentato così violento temporale che ha messo in ginocchio Verona e colpito duramente le province di Padova e Vicenza. Qui i maggiori accumuli d'acqua, in realtà precisano gli esperti dell'ARPAV. Sul Vicentino il picco è stato 88 mm sul Monte Summano. Poi c'è stato anche il veneziano che non scherza perché a Campagna Lupia sono stati rilevati 68 mm e a Padova, a Galdignano, sui Colli Ugani, 64 mm. Violente le raffiche di vento che si sono abbattute facendo cadere rami e alberi, scoperchiando costruzioni. E il Veronese è stata la zona sicuramente più ventosa, infatti in effetti sono state rilevate raffiche fino a 105 km all'ora proprio in occasione del temporale del pomeriggio. Degni di nota sono i 91 mm e i 91 km all'ora del Vicentino e i 79 km all'ora del Padovano. Poi per il resto ci sono state raffiche anche nelle altre zone, però tra virgolette normali per un temporale. Una devastazione che segna l'addio al caldo africano, attesa per fine settimana una nuova perturbazione che potrebbe portare con sé un clima di inizio autunno.